Veneto Eccellenze è una rete di associazioni di cui fa parte anche Casa Artigiani, che è un'associazione che annovera molte categorie che vanno dall'agricoltura all'artigianato, al commercio e non ultimo turismo e anche ovviamente non disdegna l'industria. Copre praticamente tutte quelle problematiche che un'azienda può avere, dall'assistenza sindacale, soprattutto per l'azienda, e le copre anche aiutandola, diciamo così, dal prodotto che vende questa azienda, dunque la supporta anche dal punto di vista del web marketing, della pubblicità e a tutte le problematiche che possono nascere sia dalla fatturazione piuttosto che della sicurezza, che magari mi occupo io, e altri tanti servizi. Su Casa Artigiani, Veneto Eccellenze, io mi occupo della sicurezza, la sicurezza legata alle leggi 81. Per quanto riguarda l'economicità dei nostri associati, proprio Veneto Eccellenze ha del personale specializzato nella compilazione di tutto ciò che serve per accedere ai prestiti. Abbiamo visto però che ultimamente non è stato facile, perché a una pubblicità, diciamo, centralizzata da parte dello Stato, non c'è stata una effettiva erogazione immediata di ciò che si parlava. Troviamo praticamente la necessità da parte delle ditte, oppure c'è la necessità da parte delle ditte di sopperire a questo particolare momento di crisi, che non è solo in questo periodo che è nato, ma ce lo trasciniamo dal 2008 con le crisi bancarie. Dunque già molte ditte erano in sofferenza per questo Covid praticamente l'ha amplificato all'ennesima potenza e ci ha trovato impreparati, non solo noi artigiani, commercianti o diciamo le associazioni, ma soprattutto chi ci guida. È una difficoltà enorme soprattutto per le piccolissime imprese, perché le grandi, bene o male, si erano già attrezzate non per la pandemia ma per la sicurezza sui luoghi di lavoro, vuoi per i DPI, vuoi per molte altre, per mettersi in regola proprio con la legge 81. Le piccole imprese invece, che sono soprattutto composte da piccoli artigiani, anche con il nucleo familiare che lavora all'interno, ancora adesso magari si sono messi o meglio, vogliono essere a posto, però non c'è una legge che precisa, perché un giorno dice una cosa, un giorno dice un'altra. L'INAIL manda delle direttive che sono al contrario di ciò che dice lo SPISEL e addirittura magari si scontrano con il decreto che è stato fatto dal governo. E dunque c'è una confusione che regna totale. Ho visto però che i nostri iscritti, ma non solo i nostri, io parlo del Veneto, del Veronese, del Basso Vicentino, il Basso Padovano, è gente che non molla.